3 persone ferite, 3 arrestate, cariche della polizia e il bilancio degli scontri di ieri sera in piazza Padova tra centri sociali e Forza Nuova durante i cortei pro e contro Ius Soli. Grave infortunio all'Aberco di Castelfranco, scintilla durante una saldatura, provoca un'esplosione che investe 2 operai rimasti ustionati, uno di loro è in condizioni critiche, ricoverato d'urgenza a Padova. Dramma Vicenza, bimbo di 1 anno ricoverato per una circoncisione fatta in casa che gli ha provocato delle lesioni molto serie. I genitori ghanesi sono richiedenti asilo ospitati in una struttura. Ragazzina di 16 anni bersagliata di offese, insulti e inviti a togliersi la vita. Nel veneziano l'incubo online architettato da 2 minorenni. La madre della vittima riesce ad avvertire in tempo le forze dell'ordine. Impegnato in una battuta di pesca notturna, sbatte contro una bricola con il suo peschereccio e muore nel Ferrarese. Dramma per un 45enne di Chioggia. Sono accusati di aver colpito numerose aziende tra Padova e Rovigo, razziando ingenti bottini. 2 banditi dell'Est Europa bloccati ed arrestati dai carabinieri. Stamani il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, in visita alla spiaggia fascista di Sottomarina per incontrare il titolare Gianni Scarpa, indagato dalla Procura. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Allora, subito a vedere le immagini, cercare di capire che cosa sia accaduto ieri sera in pieno centro a Padova. 2 manifestazioni, una pro e l'altra contro lo Ius Soli, che di fatto è stato ormai già archiviato dai provvedimenti del governo. Ebbene, le 2 fazioni sono venute allo scontro e ci sono state le cariche di polizia. Vediamo le immagini. Una serata ad alta tensione a Padova, in Piazza delle Erbe, sotto gli occhi scioccati dei clienti dei bar, lo scontro violento tra polizia e il corteo dei centri sociali che senza autorizzazione ha sfilato per contestare il presidio di Forza Nuova contro lo Ius Soli. Il momento di massima tensione quando è stata lanciata una bomba carta. La carica della polizia è riuscita a fermare i 300 manifestanti che volevano arrivare allo scontro con i gruppi di destra che stavano invece manifestando in piazza Antenore sotto il palazzo della prefettura. Durante gli scontri ci sono stati dei feriti, un ragazzo dei centri sociali è rimasto ferito alla testa, 2 poliziotti alla schiena e al piede, il bilancio è di 3 persone arrestate. La calma è ritornata verso le 22:30 quando entrambe le manifestazioni si sono concluse. La serata era iniziata con 2 presidi tenuti a distanza in una Padova blindata. In piazza Insurrezione, dove c'erano i centri sociali, è arrivata anche la consigliera comunale di Coalizione Civica Daniela Ruffini. Il sindaco Giordani e il suo vice Lorenzoni hanno condannato la violenza esplosa in piazza. Sui social network l'opposizione ha attaccato l'amministrazione. Intanto in mattinata i centri sociali hanno indetto un sit-in di protesta davanti al tribunale dove è previsto il processo per direttissima ai loro compagni. E infatti questa mattina c'è stato il presidio da parte di alcuni ragazzi dei centri sociali. In questi minuti invece il sindaco Giordani ha convocato una conferenza stampa. Immaginerete che a Padova, appena conclusa la campagna elettorale, è già motivo di scontro anche politico quanto avvenuto ieri sera. Grande preoccupazione invece all'Aberco di Castelfranco Veneto, dove c'è stato un grave incidente questa mattina sul lavoro e uno dei 2 operai coinvolti è in condizioni critiche all'ospedale. Su questo ci aggiorna in diretta Nicola Zanetti. Nicola. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Sì, è successo all'Aberco, a Castelfranco, la nota azienda, poco prima delle 9. È successo che 2 operai stavano lavorando a una saldatura di un tombino, quando secondo le prime ricostruzioni che dovranno essere accertate, una scintilla è stata provocata probabilmente dalla presenza di oli combustibili vicino, ha provocato una sorta di esplosione che ha fatto sbalzare il pesante tombino e ha colpito al torace uno dei 2 operai che è rimasto ferito. Più grave la situazione dell'altro operaio, che è un 39enne di Trebasele, che è rimasto investito dalla fiammata, dall'esplosione, quindi gravemente ustionato ed è stato immediatamente trasportato prima all'ospedale di Castelfranco e poi successivamente nel reparto grandi ustionati di Padova. Fortunatamente sembra che l'uomo non sia in pericolo di vita, anche se ovviamente la prognosi è riservata. Chiaramente appena successo l'incidente c'è stato l'allarme da parte dei colleghi all'interno della fabbrica e quindi sono intervenuti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Castelfranco
e i tecnici dell'ospiedale, oltre ovviamente al personale del SUEM 118. Ora bisognerà ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. A te la linea. Grazie a Nicola Zanetti. Dovessero esserci novità, torniamo a collegarci con te. Invece ora andiamo a Vicenza, dove c'è grande apprensione per un bimbo. È stata praticata la circoncisione su di lui, probabilmente ad opera di un santone in base alle prime ricostruzioni, e ora il piccolo è in gravi condizioni. I genitori sono 2 richiedenti asilo. Ci aggiorna Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, dove un bambino africano di 1 anno è ricoverato all'ospedale San Bortolo, vittima di una circoncisione casalinga che gli avrebbe provocato lesioni molto gravi. I genitori sono 2 ghanesi sbarcati sulle coste italiane la scorsa estate, ospiti di una cooperativa. Per far circoncidere il figlio si sarebbero rivolti a un presunto medico africano che opera in provincia di Verona. Una volta effettuato l'intervento, però, la ferita si sarebbe infettata. In un primo momento i 2 profughi non volevano nemmeno affidare il bambino alle cure dei medici del San Bortolo, ma poi sono stati costretti ad accompagnarlo al pronto soccorso perché le sue condizioni erano peggiorate. Per fortuna non corre pericolo di vita, però appunto è ricoverato all'ospedale San Bortolo. Intanto indaga la questura di Vicenza. Direi che è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, così da Vicenza. Grazie Carlo Inghilleri. Ora nel veneziano, istigazione al suicidio, e così sono state denunciate 2 amiche di una ragazzina. Tanti insulti attraverso il telefonino. Per fortuna si accorge di tutto la mamma di questa ragazzina, che praticamente veniva spinta al suicidio. Insulti pesanti, messaggi inequivocabili di istigazione al suicidio. 2 studenti 17enni di Mestre, un ragazzo e una ragazza, sono stati denunciati alla Procura dei minori di Venezia per avere sottoposto una 16enne ad un vero e proprio stillicidio di minacce di morte, ingiurie e offese, fino a giungere all'invito crudele ad uccidersi. A fermare l'azione cruenta dei 2 giovani è stata la madre della 16enne, che aveva notato nella figlia una sofferenza a prima vista ingiustificata. È stato il contenuto del telefonino della figlia a rivelare alla donna tutta la tragicità della situazione, che oramai durava da più di un mese. Ucciditi, ucciditi, ha letto la madre in uno dei tanti messaggi che i 2 diciassettenni avevano inviato alla figlia, e così anche gli atti di autolesionismo che la ragazzina aveva iniziato ad infliggersi hanno trovato drammatica spiegazione. La donna si è immediatamente rivolta ai carabinieri, i quali sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 2 studenti mestrini, la cui posizione e responsabilità saranno valutate dal magistrato della procura. La giovane è stata presa in carico dai sanitari per un percorso di recupero della sua integrità psichica, gravemente compromessa dall'azione dei suoi quasi coetanei. E ora torniamo a collegarci in diretta con Venezia e proprio Tiziana Bolognani, perché sul duplice omicidio si continua a indagare, il duplice omicidio di Chirignago, e per il professore di inglese Perale si prospetta ora una perizia psichiatrica. Tiziana. Buongiorno a voi da Venezia per aggiornarvi sul duplice omicidio di Chirignago. A mese esatto dall'efferato delitto, la Procura di Venezia ha chiesto che si proceda con un incidente probatorio per accertare la capacità di intendere e di volere di Stefano Perale, il docente in carcere con l'accusa di avere ucciso Anastasia Shakurova e Biagio Buonomo. Tra oggi e domani è previsto un primo accertamento a cui la difesa di Perale si è già opposta. Si tratta della verifica di alcuni reperti che dovrebbero rivelare l'intento dell'omicida di disfarsi dei corpi dei 2 fidanzati. La difesa ha invece chiesto di potersi avvalere di uno specialista per un'analisi dello stato di salute psichiatrico del docente e della sua eventuale pericolosità sociale. Per Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso a Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, dove i continui litigi tra madre e figlia sfociano in una violenta lite che porta addirittura la figlia ad accoltellare la donna. Vediamo.
Rapporti difficili, sempre più difficili, fino a portare a litigi violenti. L'ultimo è sfociato nel sangue quando la figlia 23enne ha preso un coltello, ferendo la madre 60enne alle mani e alle braccia. Il dramma si consuma a Santa Lucia di Piave. Di sera la vittima dell'aggressione urla e scappa di casa per sfuggire alla furia della figlia e chiedere aiuto, mentre i residenti della zona chiamano i soccorsi e le forze dell'ordine. La madre ha potuto fare ritorno a casa dopo le medicazioni al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. La prognosi per lei è di qualche giorno. Più difficile sarà superare il trauma psicologico. La 23enne, che avrebbe già in passato dato manifestazioni di disagio psichico, è stata calmata dal personale medico ed è tenuta sotto osservazione in psichiatria al nosocomio di Conegliano, anche per evitare che possa compiere altri gesti lesivi nei confronti di persone o di se stessa. Gli accertamenti da parte degli inquirenti proseguiranno per approfondire il quadro in cui si è sfiorata una tragedia familiare e capire se dovranno essere presi provvedimenti nei confronti della salitrice. Ora nel veneziano a Chioggia, dove un pescatore è partito per una battuta di pesca nella notte, non è più tornato. Il suo veloce peschereccio si è schiantato contro una bricola e così ha perso la vita un 45enne. Ha perso la vita schiantandosi ad alta velocità con il suo peschereccio contro una bricola. Il dramma alla Sacca di Goro nel Ferrarese, e per Gennaro Ferrara, 45enne di Chioggia, non c'è stato nulla da fare. Originario di Caserta ma da tempo residente nel veneziano, lavorava per la cooperativa Pescatori Volano, di cui il fratello è presidente. Secondo una prima ricostruzione ha sbattuto contro un palo all'interno del canale navigabile che porta alla Sacca di Goro. La guardia costiera ha ritrovato la sua imbarcazione alla deriva all'interno della Sacca, in località Bonello. A dare l'allarme è stato il fratello della vittima, che attendeva Gennaro Ferrara al lavoro. La prua del peschereccio si è aperta in due per il violento impatto. Il corpo di Ferrara è stato trovato a bordo e presentava fratture al braccio sinistro e al cranio. La conferenza stampa è finita da pochi minuti, torniamo a collegarci adesso con Padova, dove c'è Valentina Visentin, l'indagine sulle razzie all'interno di aziende. Ci sono degli arresti. Valentina? Sì, buongiorno da Padova. Sono due cittadini ucraini che sono stati arrestati dai carabinieri di Piove di Sacco. I colpi sarebbero iniziati la notte tra il 20 e il 21 giugno proprio a Piove di Sacco, in una ditta specializzata nella produzione di camicie. I carabinieri hanno accertato però che i due malviventi avevano compiuto anche dei furti, molto probabilmente su commissione, a Villorbe, in un negozio di arredamento, sempre tra il 25 e il 26 giugno, e poi a luglio in un negozio di biciclette di Conegliano. Durante l'ultimo colpo in due aziende del Piovesi, i carabinieri sono riusciti a fermare la banda specializzata appunto negli assalti alle aziende. È stata recuperata anche la refurtiva, tutte le camicie rubate nel primo furto, quello del 21 di giugno. I carabinieri hanno poi anche ritrovato più di 1000 confezioni di pacchi di pasta, forse utilizzati come copertura per il materiale rubato, che era destinato molto probabilmente a essere rivenduto nel mercato nero dell'Est Europa. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Adesso vi mostriamo le immagini di Matteo Salvini. Come promesso, questa mattina è arrivato a Playa Punta Canna, la spiaggia così soprannominata fascista, per incontrare Gianni Scarpa. Eccolo qui per alcuni minuti a confronto con i giornalisti, quando ha ribadito che ci vuole un blocco navale per evitare che arrivino altre imbarcazioni cariche di migranti. Lo vedete tutti e due, camicia bianca al fianco del bagnino Gianni Scarpa. Questa mattina ha ribadito tutta una serie di concetti, ma Gianni Scarpa, a cui Salvini aveva proposto il sostegno legale per l'indagine che ora lo riguarda, Scarpa invece aveva fatto sapere come avrebbe comunque rifiutato questo sostegno da parte di Salvini. Ora aeroporto Canova, il sindaco Manildo ha chiesto all'ULSS 2 di effettuare un'analisi epidemiologica sull'eventuale tossicità degli inquinanti derivanti e connessi all'attività dell'aeroporto. La lettera è stata inviata ieri pomeriggio al direttore generale Francesco Benazzi, assieme all'invio al Ministero dell'Ambiente anche delle osservazioni legate al piano di sviluppo aeroportuale. Il sindaco Manildo ai nostri microfoni, sentiamolo.
Quello che abbiamo evidenziato è che è abbastanza difficile capire qual è la base di partenza nel piano di ottimizzazione aeroportuale proposto da SAVE. Sappiamo tutti che c'è questo limite di 16.300 voli che dovrebbe essere quello che SAVE dovrebbe rispettare in mancanza di parere positivo della VIA, e quindi nelle nostre osservazioni chiediamo che in difetto di mitigazioni e compensazioni importanti questo numero di voli debba essere assolutamente rispettato. E vogliamo maggiore chiarezza poi nel piano di sviluppo aeroportuale, vogliamo maggiori certezze per quanto riguarda le rotte, per quanto riguarda appunto gli interventi importanti per l'ambiente, non soltanto per l'ambiente ma anche per la mobilità, da fare insieme a SAVE. Così il sindaco Giovanni Manildo. Ieri sera invece a 20:10 il confronto tra Barbisan della Lega e Nicolò Rocco del PD, e si è discusso molto delle carte d'identità per i migranti, con una polemica che ancora investe Treviso. Non riesco a capire come mai il comune di Treviso ha dato centinaia di carte d'identità, mentre il comune di Casier, altrettanto del centro-sinistra, e qui un plauso al sindaco Giuriatti, non ne ha concessa neanche una. Non è che noi del comune di Treviso vedremo tutti i clandestini o i richiedenti asilo venire a battere cassa in comune di Treviso e dalle altre parti non andranno negli altri comuni, perché neanche Oderzo ha mai concesso fino ad oggi una carta d'identità. Il comune di Treviso ha rilasciato la carta d'identità a tutti, e poi dovremmo dividere i servizi sociali con loro, con questi 900 nuovi poveri. Perché no? In realtà non succederà, uno, perché non è che per l'accesso alle prestazioni agevolate per l'accesso si ottenga soltanto attraverso la carta d'identità, primo tema. Secondo tema, perché una persona che può anche ricevere la carta d'identità, io per esempio sono favorevole alle proposte che sono state avanzate in maniera trasversale, che la carta d'identità venga rilasciata soltanto nel momento in cui una persona ottiene veramente lo status. Però non è andata così a Treviso. Sì, però ti sto dicendo che comunque non è che acceda a dei servizi perché in quel momento sta in qualche modo all'interno di un sistema di protezione. Allora non è che possa accedere. C'è una legge dello Stato che dice questo. Noi purtroppo abbiamo delle leggi sull'accoglienza che sono delle leggi che sono state fatte nel 2008, quando il mondo è cambiato nel 2011 per miliardi di motivi. Su questo possiamo pensare allo stesso modo. Ti dico, non credo che sinceramente, anzi non è così, non ci sarà una platea di diritti che si divide a livello di risorse tra persone che ottengono lo status e trevigiani. Torniamo nel Padovano adesso per un incidente a Teolo che ha riguardato un rocciatore. L'incidente a Rocca Pendice, tradito da una funicella, un volo di 20 metri ma per fortuna attutito dagli arbusti. Sentiamo la cronaca. Lo hanno salvato alcuni rami, provvidenzialmente piazzati al posto giusto, che ne hanno attenuato la caduta. Un volo di 20 metri sulla cresta nord di Rocca Pendice, a Teolo, sugli Euganei, per un 60enne istruttore di arrampicata di Piove di Sacco. L'uomo è stato tradito dal cedimento di una fettuccia alla quale si era assicurato nel tentativo di sbloccare due funi che fermavano l'ascesa di due dei suoi allievi. L'istruttore è volato per una ventina di metri su un terrazzino. Sono stati i provetti scalatori a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118 da Treviso e 8 operatori del soccorso alpino di Padova, che con il medico hanno dato i primi soccorsi all'istruttore e quindi lo hanno inviato all'ospedale del capoluogo. Il 60enne piovese è stato ricoverato con codice giallo. Molto impauriti i 4 allievi, che si sono ritrovati in quota da soli a una 60ina di metri d'altezza senza sapere come proseguire. Li hanno aiutati i tecnici del soccorso alpino. Ora andiamo a vedere l'anteprima assoluta dei due tracciati presentati da governatore Luca Zaia, il nuovo treno delle Dolomiti che sarà alimentato anche idrogeno, e ieri con questa presentazione i due tracciati, ora bisogna sentire i sindaci del luogo che cosa pensano, quale potranno preferire. È stato annunciato anche dallo stesso governatore Luca Zaia che entro il 2021 per Cortina ci sarà un nuovo aeroporto turistico. Inizierà a sferragliare lungo la vecchia linea del treno delle Dolomiti entro 10 anni, un costo, nelle due ipotesi, comunque sopra i 700 milioni di euro. Cifre non impossibili, ha detto questa mattina il governatore Luca Zaia, presentando in anteprima assoluta a Belluno i due progetti di collegamento ferroviario tra Calalzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Il
primo tracciato, quello della Val Boite, ha una lunghezza di 33 km, un tempo di percorrenza stimato in 40 minuti, 5 fermate, Valle Vodo, Borca San Vito, Cortina Centro e un investimento previsto di 710 milioni di euro al netto di IVA ed espropri. L'altro, più lungo, lambendo le base delle tre cime di Lavaredo, 48 km in 58 minuti, avrà 7 fermate e un investimento di 745 milioni. La presentazione di oggi dimostra che non è un sogno irrealizzabile, ha detto Zaia, ricordando le stazioni già percorse in questo iter, l'intesa con il Ministero e la provincia autonoma di Bolzano. Le risorse saranno europee, statali e regionali, nell'idea del governatore, per un tracciato che sarà competitivo con gli spostamenti in auto. Entro settembre, conclusione delle consultazioni con il territorio per scegliere la soluzione migliore e il tracciato più completo. Quindi Zaia ha anche annunciato per Cortina d'Ampezzo un piccolo aeroporto turistico che sarà pronto entro l'inizio dei campionati del mondo di sci nel 2021. Investimento tra i 20 e i 25 milioni con il prolungamento della pista che era attiva sino al 1965. Lo splendido castello del Cataio nel Padovano, sono tutti contrari adesso, residenti e associazioni di categoria, al nuovo centro commerciale in zona. Un centro commerciale del quale si può, si deve fare a meno. Nella sala dell'albero genealogico del cinquecentesco Castello del Cataio a Battaglia Terme, sul no al centro acquisti di 2 Carrare c'è unanimità. Nessuno vuole la colata di cemento di 32.000 metri quadrati su 2 piani sulla grande area agricola situata appena fuori dal casello della 13 di Terme Euganee e proprio di fronte al castello. Io sto chiedendo un tavolo di confronto col Ministro Franceschini perché qui abbiamo un monumento di rilevanza non regionale ma nazionale che deve essere tutelato in una fascia di rispetto adeguata. Decisamente contraria all'opera Confesercenti, Ascom e Coldiretti. Non c'è più spazio per un centro commerciale di queste dimensioni, si stanno cannibalizzando tra di loro, creano situazioni di estrema difficoltà economica e soprattutto è un business sempre e solo immobiliare. Dopodiché avremo bisogno di portare i nostri cittadini magari in pullman al centro commerciale, come ho sentito, e questo per me sarebbe un dramma sociale. Una possibile via d'uscita l'ha indicata il sindaco di Arqua Petrarca Luca Callegaro, far inserire alla Regione il territorio comunale di 2 Carrare nel parco dei Colli Euganei, anche se nessun consigliere regionale era presente in sala. Infine l'appello del proprietario del castello ai cittadini padovani e veneti. Venite a visitarlo, primo, venite, fate un'interpellanza come volete con firme per sostenere questo scempio che non venga costruito di fronte al castello. Vi ricordo 20:10 questa sera con Graziano Azzalin e Valeria Mantovan. Ora spazio al meteo, ci rivediamo alle 18:30, buona giornata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte alla riscossa dopo la tregua più mite concessa nei giorni scorsi. Qualche addensamento solamente sulle Alpi, anche con isolati acquazzoni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole e bel tempo, salvo un po' di nubi sparse sulle aree centrali. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime sono previste tra i 27 e i 34 gradi, valori minimi attesi tra i 16 e i 20 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo poche nubi alte e innocue sulle aree centro-occidentali. Temperature massime previste tra i 29 e i 32 gradi, valori minimi attesi tra i 18 e i 19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, solo i settori alpini di confine saranno interessati da più nubi, anche con locali rovesci, soprattutto pomeridiani. Temperature massime previste tra i 30 e i 33 gradi, valori minimi tra i 16 e i 17 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.